Amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, appassionati e appassionati di calcio, buon pomeriggio, benvenuti al campo comunale La Torre. Siamo a Lecce dove tra poco scenderanno in campo Lecce Women e Palermo Women. Campionato di Serie C, girone di 20ª giornata, quasi tutto pronto. Andiamo a sentire le parole delle due allenatrici nel pregara. Con Vera Indino, allenatrice del Lecce, mister, oggi è una sfida importante contro un avversario di alta classifica e le chiedo subito che tipo di approccio ha chiesto alle sue ragazze per affrontare questa gara. Beh, alle mie ragazze come al solito chiedo di giocare una partita, non scendiamo in campo per fare la guerra ma semplicemente per giocare a calcio, di mettere in pratica quello che abbiamo provato in settimana e di stare tranquilli, anche perché essendo una squadra giovanissima devono entrare in campo in un ambiente tranquillo che le metta a loro agio per poter esprimersi al meglio. La gara di andata è stata una partita spettacolare, piena di gol, anche un po' di nervosismo sul finale con l'espulsione di D'Amico. Le chiedo che cosa è cambiato alla sua squadra e che cosa è maturato nella conoscenza del gruppo e nell'affiatamento tra le ragazze rispetto a quella sfida. Sì, l'andata è stata una partita particolare, a un certo punto siamo rimaste in 10 e nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a segnare il gol del 3-2, abbiamo provato anche a pareggiarla quella partita, ma giocando con un uomo in meno col Palermo diventa difficile, arduo. Sono cambiate un po' le ragazze in campo, ho cambiato formazione, abbiamo cambiato modulo, all'andata giocammo con un 4-4-2 perché le ragazze che avevo al momento erano adatte per quel modulo, le loro caratteristiche erano per quel modulo e man mano che è andata avanti la squadra ha trovato un altro assetto, giochiamo con due mediani davanti alla difesa, tre davanti e una punta sola che va a fare la guerra con i difensori, quindi abbiamo cambiato un po'. L'ultima domanda la faccio proprio su Serena D'Amico, che ha attivato il traguardo di 300 gol in carriera, che è stata premiata anche dal presidente Saverio Sticchi Damiani lunedì scorso allo stadio. Quanto è importante per il gruppo molto giovane della sua squadra avere un riferimento come lei? Beh, Serena è un simbolo di questa squadra già da tanti anni, Serena è con noi da 20 anni, ha fatto tutta la trafila e con questa squadra ha sempre indossato la maglia giallorossa, per lei è una seconda pelle, ha rinunciato a proposte importanti anche della Serie A per rimanere nella sua terra, per indossare questa maglia. Sicuramente è un esempio per le giovani calciatrici e se vogliono migliorare basta guardarla in campo, lei è una che parla poco ma in campo esprime con il suo modo di giocare e tutto quello che è, quindi è un capitano a 360 gradi sia dentro che fuori dal campo ed è solo da esempio, per noi è la nostra bandiera. Grazie e in bocca al lupo! Grazie a voi, crepi il lupo. Con Rosalia Pipitone, allenatrice del Palermo, mister, oggi una trasferta insidiosa su un campo molto complicato. Le chiedo subito dal punto di vista tattico che partite si aspetta e su cosa avete lavorato in settimana. Allora, diciamo che qui non è mai stato facile fare il risultato, è un campo dove devi sudartela per poter portare a casa il risultato e ovviamente ci conosciamo da un bel po' di anni, quindi conosciamo sia i pregi e i difetti di entrambe le squadre, sia noi di loro che loro di noi, però una cosa bella è che qui è sempre stata una battaglia sia da noi che in questo campo e oggi quello che si vedrà sarà lottare su tutti i palloni e comunque lottare sempre fino all'ultimo minuto perché queste sono sono state le uniche partite qui dove il risultato è sempre stato deciso fino all'ultimo. Mister, quest'anno il movimento femminile del Palermo ha raggiunto quota 103 tesserate, che è un numero di grandissimo rilievo, di grande importanza. Le chiedo quanto c'è del vostro lavoro quotidiano in queste crescite, ma soprattutto nel trasmettere la passione per il calcio anche alle ragazze del territorio. Si sta facendo un grandissimo lavoro, si sta costruendo piano piano e questo comunque porta ad avere una base solida perché magari fatto tutto insieme non porta a questi numeri, invece è da anni che si sta costruendo sul nostro settore giovanile ed è anni che si sta investendo diciamo, sulle ragazze del nostro territorio, infatti
Noi siamo quasi tutte, da parte 2, sono tutte palermitane, provincia, e ci sono molte del nostro settore giovanile che hanno iniziato con l'Under 12 e oggi fanno parte della prima squadra. Abbiamo un buonissimo settore giovanile e ovviamente le ragazze della prima squadra sono da esempio a questo movimento che a Palermo sta crescendo bene. L'ultimo mister che le chiedo, un girone complicato con squadre importanti che hanno anche investito tanto, le chiedo però se nonostante questo, vista la qualità che avete espresso in campo, se c'è qualche rimpianto per quella che poi è stata l'andamento della stagione. Diciamo che noi non avevamo come obiettivo, diciamo, la vittoria del campionato. Certo, magari si pensa sempre, quando inizi il campionato pensi sempre ad arrivare il più in alto possibile. Si è pensato a cercare di costruire qualcosa di solido tramite anche le nostre ragazze giovani, farle crescere e consolidare il gruppo che alla fine delle grandi, ma hanno tutte più o meno 20 anni. Però ovviamente diciamo, tirando le somme a oggi un po' più di concretezza sotto porta magari ci avrebbe visto in scenari diversi quest'anno, quindi magari il rimpianto è questo, un po' più di concretezza sotto porta. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Queste dunque le parole delle due allenatrici Vera Indino e Rosalia Pipitone, rispettivamente di Lecce e Palermo. Andiamo anche a vedere le scelte delle due allenatrici con il contributo del nostro regista Marco Bella. 4-4-2 per Vera Indino con Garcia De Vito, Cool, Feline, Megna, la donna Guido Bertella Bianca e poi là davanti Ingrosso e Bomber D'Amico. Questo è il 4-4-2 delle Lecce. Andiamo a vedere invece il 4-2-3-1 del Palermo con Biondo tra i pali, Cracchiolo, Falzone, Incontrera, Viscuso la linea difensiva, l'altro Viscuso con il numero 7 Cancilla, Di Salvo, Coco e Chirillo alle spalle di Bomber Dragotto. Sfida nelle sfide, quella tra D'Amico e Dragotto. 10 reti per D'Amico, 9 per Dragotto. D'Amico che è un'assoluta icona della squadra giallorossa, è stata, come raccontato anche nel pre-gara, premiata perché ha raggiunto 300 gol in carriera. Presidente Saverio Sticchi Demiani nel match contro l'Atalanta l'ha premiata. Questa è intanto la classifica con il Catania in testa a 48, poi segue Salernitana a 39. Queste tutte le altre sfide invece di oggi che si giocano alle 15:30. Lecce che è già virtualmente salvo, Palermo che invece in questo momento si trova al quarto posto, in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio campionato. Trovato davanti una squadra importante come la Salernitana che è riuscita a piazzarsi al secondo posto. Catania che poi è investito tanto nel mese di gennaio con tanti arrivi anche dall'estero che hanno poi spostato gli equilibri di questo torneo. Pensate che all'andata Palermo si impose via grande contro il Catania per 2-0. Grande ritorno invece che ha visto soccombere la squadra rosanero per 0-3. Questo per capire un po' il ribaltamento dei valori tecnici agli investimenti fatti dalla squadra capolista. Tornando invece al presente, tutto pronto con ragazzi che stanno per scendere in campo. Martino Piorelli di Casarano, il direttore di gara, assistito da Stefano Pezzolla di Bari, primo assistente. Secondo invece Vincenzo Amoia di Molfetta. Questa è la terna. E allora, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio.
Ancora qualche istante di ritardo rispetto all'orario schedulato delle 15:30. E adesso finalmente scendono in campo le atlete. Classica divisa giallo-rossa per le salentine. Maglia invece blu scuro con inserti rosa per il Palermo. Castagnano dei Greci che risponde sempre presente, al solito quando ci sono le gare. La squadra pugliese. Amici di pubblico di spessore. Qui grande seguito anche per la squadra femminile, è giusto che sia. Adesso scambio di saluti anche con la terna. D'Amico e Ingrosso sono state scelte là davanti. D'Amico ovviamente punto fermo. Sembrava potesse partire Renna, soprattutto dopo la doppietta con cui il Lecce Uomini ha battuto la Pink Bari nello spareggio per l'assegnazione del titolo regionale Juniores. Invece alla fine è Ingrosso iniziare questa sfida. Curiosità, sono 2 Ingrosso nel Lecce, 2 Viscuso nel Palermo. Trattasi di Aurora e Ingrid. Ingrid è titolare, centro dell'attacco. Per il Palermo trattasi invece di Ilenia e Sofia, entrambe atlete schierate dal primo minuto. Primo pallone che sarà giocato dal Palermo, e allora si parte con il tocco di Legna Viscuso che dà il via a questa sfida. Buon Lecce Palermo a tutte e a tutti voi. Subito Palermo in avanti e il vantaggio al primo minuto, ma c'è il fuorigioco. Aveva messo dentro Chirillo. Cenno d'intesa con le compagne. Desiree Chirillo si era fatta pregare, tu per tu aveva superato Garcia. Si rimane 0-0. Alzata con un attimo di ritardo la bandierina. Adesso ci prova il Lecce con la bianca, limite dell'area, chiusa, gara subito vibrante sin dalle prime battute. Chirillo gioca da Dragoni, tutto di prima il Palermo, si va da una parte all'altra. Adesso Di Salvo prova l'imbucata verso Cocco che gioca da sottopunta. La donna, verticale piuttosto leggibile, addirittura qualche fumogeno qui
ad ostruirci la visuale, testimonianza di quanto sia caldo pubblico a sostegno del Lecce. Woman squadra con l'età media più bassa dell'intero girone, che ha, nonostante questo, raggiunto l'obiettivo dichiarato della salvezza. Cool, Garcia, sbaglia il rilancio, rimessa sarà affidata a Cracchiolo. Cercare Cancilla, chiusa la sua verticale, ancora Cracchiolo, cercare Dragoni che prova a lottare, viene fermata la seconda palla, buona l'imbucata di Viscuso per Chirillo, c'è fuori gioco. Cracchiolo tocca ancora, rimessa laterale, spinge soprattutto a sinistra il Lecce con la bianca. Adesso Megna a battere, si muove in grosso, ultimo tocco però il suo. Si va ancora con le mani, che qualche amico a quattro zampe ad assistere alla sfida. Chirillo, Dragoni lavora benissimo, spalle alla porta, poi si perde un po' nel traffico, ancora Dragoni, vince alla fine il duello con caparbietà. Palermo che però non riesce a uscire. Allora si torna da la bianca, bella all'esterno, a cercare D'Amico, occhio al 7. D'Amico, chiusa, in calcio d'angolo, sì, è così. Subito primo movimento pericoloso. Calcio d'angolo sul primo palo. Traiettoria insidiosa, si salva il Palermo. Lecce che però guadagna la rimessa laterale. Tanto vento oggi a Castrignano dei Greci. Sa che non possa anche influire su quello che vedremo sul rettangolo verde. Adesso si va un po' a campanili, la palla arriva da Biondo, Palermo che può ripartire. Muro di Cool, passaggio così così. Di Salvo, spalle alla porta, bene da Cancilla. Movimento a tagliare di Chirillo, era fatto male, pallone schermato, poi Chirillo si lancia ancora, la conquista del pallone, vince il duello Chirillo, palla per Dragoni, chiusa, Palermo che però insiste, verticale a cercare l'inserimento addirittura di Cracchiolo, da quarta di destra, arriva fino in fondo, poi Garcia mette palla fuori perché c'era una sua compagna rimasta contusa. Gioco è fermo. Terra cede Vito. Sentite in sottofondo il vento inclemente soffiare qui in Puglia.
Vediamo se il Palermo restituirà la palla. È così. Grande fair play. Apprezzato dal pubblico del La Torre. Adesso pressa alto il Palermo, costringe all'errore la coppia Cool-Felline. Fatica un po' in uscita nel palleggio il Lecce. Palermo che attacca. Cracchiolo. Spata Viscuso. Da D'Amico che ora può guardare la porta. Serve Ingrosso. Ingrosso a puntare. Chiusa perfettamente la numero 26. Allora Chirillo. Sponda per nessuno. Di Salvo recupera bene su Guido. Poi ancora il pallone su Ingrosso. D'Amico tocca così con l'esterno. Rimessa Lecce, tanti errori a ritmi altissimi. D'Amico ancora a lavorare bene con il corpo, non c'è nulla. Poi Bertè fa rimbalzare il pallone, non è una bella idea perché Dragoni glielo porta via. La bianca non riesce ad evitare la rimessa in favore del Palermo. Manovra a Rosanero. Di Salvo. Da Viscuso. Cross col mancino. Chirillo non ci arriva. Lavorando tanto per dare supporto a Dragotto. Chirillo adesso sbaglia in uscita il Lecce. Occhio a Coco che duella. Coco ancora. Chirillo da Dragoni. Dragoni la spizza per Di Salvo, ma c'era già fuori gioco di Dragoni. Era ampiamente al di là anche Di Salvo. Bella la giocata di La Donna in sombrero. Messa giù. Calcio di punizione per il Lecce. Bertè consegna palla alla sua compagna di reparto Guido. Andrà a mettere palla direttamente dentro. Rimane praticamente solo Felline a difendere la porta di Garcia. Palla troppo corta, non battuta bene. Felline. Il lancio è buono per D'Amico. D'Amico in area di rigore, chiusa da un ottimo intervento di Falzone. Angolo Lecce. Palla sul primo palo, troppo interna, esterno della rete. Si rimane 0-0. Palermo che costruisce dal basso. Entrare con un brivido. Cracchiolo non può arrivare, questa volta è il pressing del Lecce a funzionare. Qui si dicono qualcosa, Falzone incontrerà. Grosso, c'è il tocco con la mano. Palla in area di rigore, D'Amico stoppa, ha il problema di girarsi, D'Amico spalla la porta, palla scaricata fuori per Bertè. Poi alimenta l'azione offensiva Guido che alza un campanile che non può impensierire, ma c'è il tocco errato di Biondo che regala praticamente un corner.
Si arrabbia Biondo. Calcio d'angolo ancora per il Lecce. Scambio corto, ma non era arrivato il fischio del signor Raeli. E allora tutto da rifare, tutto da ripetere. Palla sul secondo palo. Traiettoria questa volta interessante. Biondo è rimasto un po' a metà strada. Nessuno però a correggere sul secondo palo. Poi tocco di mano di Viscuso. Deve essere lei ad aver colpito con il braccio. Calcio di punizione per il Lecce, che adesso sta insistendo. Non è convinta Enia Viscuso. Classe 2002. Calcio di punizione. Palla diretta in porta. Finisce sopra lo specchio questa conclusione. Rimane comunque il primo tiro in porta della sfida, minuto 13. Adesso Chirillo va a trattenere Megna, non c'è nulla, Megna poi gioca da terra, non c'è nulla neanche in questo caso, si continua a giocare. D'Amico, Grosso non riesce ad imbucare per la bianca, qui occasione potenziale sfumata. Adesso Guido colpisce una compagna che era rimasta a terra, un po' di confusione, alla fine il direttore di gara fischia il gioco da terra. Calcio di punizione in favore del Palermo. Nervi tesi tra due ragazze. Gara che già all'andata fu segnata da un po' di nervosismo. Espulsata Amico. Gara spettacolare, finita poi 3-2 per il Palermo. Squadra rosanero altissima, verticale a cercare Chirillo, palla però a metà strada tra lei e Dragoni. E allora Garcia può andare a rinvio. Riesce Viscuso a tenere questa palla in campo. Chirillo si apre, Cracchiolo sulla destra, viene servita da Cancillo, aveva il tempo per la giocata. Cancilla, pardon, non Cancillo. Cracchiolo adesso da Chirillo, allunga, ma non è pulito, suo stop a seguire, rimessa dal fondo Lecce. Tutto bene per ieri, visto un 3-0 brutto. Lancio in verticale a cercare la fascia destra, che sin qui è rimasta più
isolata del Lecce. Palermo che adesso prova a gestire in mezzo al campo. Grillo, controllo così così. Si impegna D'Amico contro Cancilla. Coco adesso esce vincitrice. Felline bene in anticipo, poi in dribbling. Felline ancora, messa giù, calcio di punizione. Bella giocata di Felline in uscita dalla sua area di rigore. Ancora grandi folate di vento. Prendono le traiettorie, le palle alte piuttosto imprevedibili, come in questo caso, palla che diventa più lunga del previsto per la bianca. E Palermo che può rimettere in gioco. Vi scuso, bene questa volta la giocata di prima. Cancilla ha spazio, viene servita sulla corsa, poi in verticale da Di Salvo. Vi scuso, la ritrovo di nuovo. Di Salvo servita, si alza la bandierina, funziona magnificamente la linea leccese fino a questo momento. Aveva manovrato bene questa volta il Palermo. Non è riuscita però Cancilla a trovare il corridoio corretto. Adesso a lottare in mezzo a tre in grosso. Guadagna il massimo, c'è una rimessa. Ancora lei. Servire la compagna. La bianca. Vede la porta. Trova il tempo per la conclusione, poi verticale a cercare la donna. Idea buona, deviazione. Lecce che guadagna un altro calcio d'angolo. Dentro tante giocatrici, palla sul primo palo che passa. Soluzione molto particolare, calciata forte. Nessuno però si è avventato sulla palla, si rammarica un po' in grosso. Avrebbe potuto attaccare questa traiettoria. Adesso attenzione, perché c'è una sostituzione che non ce la fa De Vito, che era rimasta giù poc'anzi. Anzi no, non è De Vito che ad avere problemi, ma è Coco. Dunque primo cambio nel Palermo. Fuori Coco. Cercheremo di capire se scelta tecnica o problema fisico. Fuori Coco, dentro Bruno. E allora, primo cambio nel Palermo. D'Amico, la bianca. La bianca prova a passare, non c'è nulla. Prima sostituzione. Coco non aveva fatto male. Ovviamente adesso andrà Di Salvo da sottopunta e Viscuso larga a sinistra. Vedremo se è così. Dragoni, si fa vedere Cancilla
Ecco la servita, la numero 10. Torna dalla compagna. Verticale da Di Salvo che arpiona bene. Dragoni, ancora da Di Salvo a lottare. Adesso sembra addirittura Dragoni giocare dietro Di Salvo. Sappiamo che nel Palermo ragazze offensive si scambiano la posizione. Adesso Cracchiolo batte l'avversaria, non c'è nulla. Cracchiolo stessa pensava forse a un fallo, si era fermata. Non c'è nulla, adesso buona la palla in verticale per Dragoni, a tu per tu. Palla fuori. Bella però questa giocata, palla dietro, palla avanti del Palermo. Dragoni aveva comunque fallito. Riparte il Lecce. Sta tenendo bene il campo, anche se mancano le occasioni. Vediamo se ne arriva una adesso con D'Amico, favorito da un rimpallo. D'Amico, area di rigore. D'Amico prova a puntare. D'Amico chiusa. Qui deve tentare magari una soluzione diversa. La numero 7. Ingrosso. Palla poi sprecata dal Lecce. Questo cross fuori misura di De Vito. Un lavoro in uscita del Palermo. Cracchiolo per Di Salvo. Di Salvo ancora. Palla a rimorchio da Bruno Cancilla, conclusione, rimpallata. Di Salvo torna poi sulla sfera, ma era al di là, fuori gioco. Sembra proprio così adesso, con Dragoni e Di Salvo a scambiarsi posizione di punta e sottopunta. E Bruno che agisce invece in mediana. Adesso Dragoni da Chirillo, palla troppo lunga. Gioco si ferma di nuovo perché giù è rimasta Guido. Parma 1, Napoli 0, schifezza. Al primo minuto. No, no, anche se ha passato Gioco riprende con Lecce che gioca subito sulla verticale, ancora per Ingrosso che viene abbattuta da Falzone senza fallo. Questo il metro di giudizio di Raeli di Casarano. Sta
tentando di allungare la linea difensiva del Palermo con questi palloni in profondità. Poi si stanno muovendo bene Ingrosso ed Amico. La donna, ancora la numero 9, buono ad 1-2, si butta nello spazio Guido ma non può aggiungere la palla. Stop non pulito. Viscuso, lancio per Di Salvo, un po' di fretta nel Palermo di innescare il tridente offensivo. Spesso e volentieri i lanci finiscono per essere fuori misura. Megna, messa così così, Felline da Cool. Garcia, verticale, bene il lavoro di Ingrosso, palla dietro, palla avanti, perfetto, a cercare la bianca che però è al di là. Punto di battuta ci va a Falzone. Bella la palla per Viscusa che sbaglia lo stop, tradita anche dal vento. Poi verticale a cercare D'Amico, palla irraggiungibile e calcio di punizione. Rillecce, tanti falli questo inizio di partita. Lancio in verticale, tocco con la testa di Cracchiolo, palla che finisce in calcio d'angolo. Anzi no, è rimessa laterale, pardon. Adesso tocco in area di rigore, non c'è nulla, due passi, direttore di gara. Adesso De Vito, stare attenta, sbaglia il tocco in avanti, occhio al possibile contropiede, Chirillo tenta una giocata di fino, non riesce, poi la donna si impegna ma non può evitare la rimessa in favore del Palermo. Mezz'ora 0-0, qualcosina in più del Lecce, ma complessivamente gara non eccezionale dal punto di vista delle occasioni. Palermo che adesso ci prova. Dragoni fino in fondo, Dragoni, era passata. L'ultimo tocco, poi D'Amico si trova la palla tra i piedi, c'è un paio di situazioni, viene trattenuta, calcio di punizione. Gara molto spezzettata nonostante si
Orieli stia provando a non fischiare troppo, anzi no, non era fallo, ma forse aveva toccato proprio il direttore di gara il pallone. Megna, ancora verticale su Ingrosso che viene toccata alle spalle. Non c'è nulla. Dragoni, bello il tocco per Cancilla, prova a passare. Dragoni ancora, piegamento difensivo di La Donna. La Bianca, tocco verticale D'Amico, bene per Ingrosso, ancora Ingrosso, chiusa, palla piena di Incontrera, poi serve Viscuso, Di Salvo, palla verso il centro dell'area di rigore dove non c'è nessuno. Dragoni sbaglia l'occasione, arriva per Viscuso, qui erroraccio di Megna che indecisa a rinviare o controllare, fa una cosa a metà. La palla arriva da Viscuso che ha la prima grande occasione della partita. Minuto 32. Chance enorme per il Palermo. Grande chance non sfruttata. D'Amico va giù ancora senza fallo. Falzone, ancora Falzone, questa volta sì, commette fallo su La Bianca. Calcio di punizione. Non vedo niente. Non vedo un cazzo. Felline. Segui. Si lotta a centrocampo. D'Amico va ancora giù, non c'è nulla. La Donna a lottare ancora con la sua grinta, non c'è nulla. Col sinistro Guido prova una conclusione molto complicata. Palla che si perde alta. Dragoni prova la giocata, raddoppiata e chiusa. Grande partita di Bertè. Ancora Bertè. Va giù, non c'è nulla. Scuso, Chirillo. Dragoni. Chiusa bene dalla Bianca. E poi fa ripartire Ingrosso. È in vantaggio sulla sua avversaria. Ingrosso fino in fondo, chiusa da Falzone, arrivata stanca Ingrosso all'appuntamento con l'area di rigore. Che fa? Cross sul secondo palo, colpo di testa di D'Amico, rimessa dal fondo, sempre d'angolo, le situazioni più insidiose create dal Lecce. Ancora Falzone con un rischio, Cancilla. Palermo che però
è molto lento in questa uscita dalla difesa. In generale gara giocata un po' a basso ritmo dei rosanero. Adesso c'è spazio però per Bruno. Bruno imbuca bene, area di rigore, Chirillo, para Garcia. Chance importante per il Palermo che ha trovato una transizione positiva. E Bruno ha messo davanti la porta Chirillo, che ha fallito quasi a tu per tu con Garcia. Viscuso, ancora verticale, Dragoni, ha il problema di girarsi, Dragoni, palla che passa e arriva tra le braccia di Garcia. Dunque prima chance vera dopo quella capitata a Viscuso. Stavolta ci ha provato Chirillo. Fuori gioco di Ingrosso. Palermo che prova a scuotersi dopo l'occasione avuta, perde però una brutta palla, attenzione ad D'Amico, D'Amico limiti nell'aria, D'Amico! È il palo a dirle di no. Sempre e comunque D'Amico. Palla sul palo, occasione ghiottissima per il Lecce, la più nitida della partita. Tutte nel finale di primo tempo, le situazioni più interessanti. Megna vince il duello con Cracchiolo. Megna si butta nello spazio, non viene servita. Adesso invece dall'altra parte Chirillo è in fuorigioco. Gioca tanto con la linea Chirillo. Questa volta però era al di là. Ingrosso ancora giù, chiusa da Cancilla. Viscuso va giù, calcio d'angolo. Qui rischia qualcosa De Vito. Vito però il pallone. E allora calcio d'angolo Palermo. Tutte in area di rigore. Falzone, Chirillo, Dragoni. Palla proprio per Falzone, anticipata. Limite dell'aria. Bruno prova ad arpionarla. Non ce la fa, Cracchiolo in copertura difensiva preventiva, ottimo lavoro. Altra palla in area di rigore, fuori gioco di Salvo. Ingrosso, ancora Falzone, bel duello, sin qui tra le due. Di Salvo, spallata con De Vito.
rimessa salentina. Dragoni, palla per Chirillo, Chirillo in area di rigore, Chirillo, palla scaricata dietro, palo clamoroso del Palermo con Bruno, l'altruismo, l'intelligenza di Chirillo, e Bruno ha fallito un'occasione clamorosa. Un rigore in movimento fallito da Bruno, che non credeva ai propri occhi. Qui Lillo poteva anche andare in porta, alla fine ha preferito l'altruismo. Adesso si innesca un duello tra D'Amico e Reli, palla verticale, a vuoto Garcia che tocca un'avversaria, non c'è nulla, si sta un po' innervosendo la sfida. Nel fallo di Cancilla su D'Amico. Adesso D'Amico va a parlare col direttore di gara, che più di una volta non ha accontentato, tra virgolette, quelle che erano le sue recriminazioni. Il gioco adesso è fermo. Messa Palermo, Chirillo, Viscuso va in area di rigore, palla che arriva comoda comoda per Garcia. Felline, Ingrosso, sbaglia il tocco verso D'Amico, siamo gli sgoccioli di questo primo tempo. Altro fischio ancora in favore del Palermo. Vedremo se ci sarà recupero. È stata in effetti una sostituzione, potrebbe esserci forse un minuto di extra time. Di punizione, palla in area di rigore, Di Salvo prova a toccare Bruno, ancora per Dragoni che sta svariando tantissimo. Doppio fischio, allora non c'è più tempo, alla fine nei primi 45 Lecce 0, Palermo 0, bella gara, un palo colpito dal Palermo, un'occasione potenziale per il Lecce. Adesso noi ci fermiamo, torniamo tra poco, ma rimanete con noi perché all'intervallo andremo a sentire le parole del direttore generale del Lecce, Lino De Laurentiis. Poi torniamo qui per il secondo tempo. A dopo! Con il direttore generale del Lecce, Lino De Laurentiis. Direttore, oggi arriva un avversario di blasone, però al di là della singola partita, intanto le chiedo, guardando all'intero percorso, quanto è soddisfatto di ciò che ha fatto la sua squadra fino a questo momento? Beh, direi che siamo in linea con i programmi. Il nostro obiettivo era quello di raggiungere al più presto la salvezza e al tempo stesso di valorizzare le giovani del nostro vivaio. Lo abbiamo centrato ampiamente, tantissime ragazze hanno esordito in questa stagione, anche ragazze nate nel 2011.
siamo salvi ormai da Natale, per cui diciamo che fin qui siamo stati protagonisti di una buona stagione e cerchiamo di chiuderla al meglio. Proprio su questo, direttore, le volevo chiedere una rosa con un'età media di appena 19 anni, un mese, praticamente la più giovane dell'intero girone. Le chiedo se si aspettava poi che questa scelta coraggiosa pagasse questo tipo di risultati, appunto con obiettivi raggiunti già da molto tempo. Beh, e l'esperienza ci ha portato a fare questa scelta. Da noi in tantissimi, siamo quasi da 30 anni in questo mondo, in questo ambiente del calcio femminile, e abbiamo sempre dato spazio alle giovani calciatrici, per cui quest'anno magari ci abbiamo creduto un po' di più. E chiaramente si rischia sempre, no? Perché poi bisogna sempre aspettare il verdetto del campo, del rettangolo verde. Però diciamo che non abbiamo mai corso grandi pericoli, è sempre stata una stagione tutto sommato molto tranquilla, e poi abbiamo raggiunto anche un traguardo importante che riguarda il nostro capitano, che ha tagliato e superato il traguardo dei 300 gol in carriera segnati in campionato e tutti con la stessa maglia. Che è ovviamente quella del Lecce. Direttore, le faccio l'ultima, le chiedo, avete da poco battuto la Pink Bari nello spareggio per il titolo juniores, quanto inorgoglisce la società questo traguardo e quanto è fondamentale appunto puntare sul settore giovanile per garantire anche una continuità tecnica alla squadra. Sì, è importantissimo, soprattutto se si tiene conto che in prima squadra abbiamo ragazze che, diciamo, in condizioni normali dovrebbero giocare nell'Under 15 o ancora nell'Under 17 o nella Juniores. È stata tra l'altro una bellissima partita combattuta contro un avversario di pari valore. Alla fine abbiamo vinto, per il quarto anno consecutivo siamo campioni regionali Juniores e adesso ci apprestiamo ad iniziare la fase nazionale.
Amiche e amici del canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, siamo di nuovo in diretta dallo stadio La Torre di Castrignano de' Greci, perché sta per iniziare il secondo tempo tra Lecce e Palermo. Il primo si è chiuso sul punteggio di 0-0, un palo a testa, quello colpito prima da D'Amico, poi da Bruno. Qualche altra situazione potenziale per entrambe le squadre, ma alla fine risultato tutto sommato corretto. Palermo che adesso attaccherà da destra a sinistra, Lecce che invece spingerà da sinistra a destra. Squadra di casa che ha avuto appunto una situazione proprio con il suo giocatore, la sua giocatrice più rappresentativa. Palermo che invece ha avuto un crescendo nel finale del primo tempo. Palermo che ha già operato una sostituzione, fuori Coco, dentro Bruno. Andiamo in cronaca, Chirillo, per lei una buona chance. D'Amico, bella giocata di D'Amico che fa correre la Bianca cercare ingrosso, palla corta, Incontrera senza difficoltà. 1 e 2 con Cancilla, Cracchiolo sbaglia lo stop, rimessa Lecce. Dragoni a lottare, subisce fallo, intervento su di lei di Bertè. Incontrera. Viscuso. Di Salvo prova ad andare in dribbling, troppe le avversarie attorno a lei, la palla però arriva a Dragoni, vince un duello, il secondo Dragoni. Palermo vicino all'1-0 con Dragoni, destro a giro, fuori di un niente. E per poco non va a segno. Adesso Palermo che sembra aver alzato l'intensità. Viscuso a battere Dragoni. Chiusa, ancora rimessa Palermo che adesso però è stabilmente della metà campo avversaria. De Vito, Cool, il rilancio favorisce Garcia, può respirare Lecce. O 5 minuti o poco meno in sofferenza. D'Amico vince un altro duello, si butta nello spazio la donna ma non c'è il tempo per servirla e allora Lecce deve rallentare. De Vito prova a superare l'avversaria, trattasi di Viscuso. De Vito alla fine si appoggia su Cool e si ricomincia da Garcia. Megna, pressing ancora ultra offensivo del Palermo, adesso più che con un 2-3-1 sembra giocare con un 4-3-3 con Viscuso e Bruno a fare da mezze ali e Cancilla da regista arretrata, con Dragoni che però gioca quasi da falso 9, eccolo ancora qui a
prendere un calcio di punizione. Utilità tattica importante delle ragazze di Pipitone. Battere va Falzone. Palla in area di rigore, deviazione rimessa dal fondo. Chirillo in area di rigore, Chirillo messa dentro ma fuori gioco. Ancora una situazione sul filo per Chirillo, si muove bene. Sorpresa però, 2 volte sul più bello in posizione di fuorigioco. La donna non trova il tempo per l'impatto con la palla. Viscuso chiusa, il pallo favorisce il Lecce e poi ancora a mettere ordine un'ottima Bertè. Cancilla messa giù, calcio di punizione, questa volta è arrivata in ritardo Guido. Ottima tecnica, grande fisicità per Cancilla, brava anche nello stretto. Lei il cuore del centrocampo siciliano. Calcio di punizione, dovrebbe essere in Contrera sul punto di battuta. A lei col mancino, Garcia la blocca, traiettoria insidiosa. Garcia va poi a rilanciare dalla donna. Lotta ancora, vince il duello. La donna cerca il grosso ma non c'è supporto questo attacco giallo-rosso. E allora Viscuso manda completamente fuori giri Guido, è costretta a fermarla con le cattive. Cartellino giallo, il primo del match per Guido. In Contrera da Falzone, alla per Bruno, ora Bruno, Cancilla poi viene chiusa ed ora D'Amico che adesso gioca quasi sulla linea dei centrocampisti per cercare di avviare l'azione. Grosso però così facendo è molto isolata. Rimessa ancora dei rosa, oggi in maglia blu. Bruno, calcio di punizione, adesso fischia un po' di più Raeli rispetto a una prima frazione dove ha lasciato molto correre. In Contrera, occhio al suo mancino. In Contrera va in porta, palla fuori, pazza idea di Incontrera che prova a pescare il jolly dal centro del campo. Garcia pressata con un brivido, alla fine se la cava
Viscuso, prova l'imbucata. D'Amico nel traffico, ancora D'Amico, va giù, non c'è nulla. Cancilla, verticale per Viscuso, posizione regolare, palla troppo lunga. Adesso ci sta provando anche con gli inserimenti dei centrocampisti il Palermo, o meglio del centrocampiste. Per ora, per il momento, rimane ancora il palo di Bruno, la migliore occasione rosanero. Viscuso, le mani verso Di Salvo, un po' in ombra. Amico ancora contro Cancilla, poi verticale a fare correre la donna che si impegna al massimo ma non può tenere viva questa palla. Ingrosso non riesce a raggiungere la palla, sta correndo tanto anche a vuoto. Ingrid Ingrosso, Cancilla apre col goniometro per Viscuso che poi non controlla bene, vuole usare il destro, palla che finisce fuori. Palermo che ha alzato decisamente la linea della pressione. Lecce che nel secondo tempo si è visto poco o nulla nella metà campo avversaria. Dragoni sbaglia lo stop, ancora Bertè a disinnescarla. Falzone, palla a cercare Viscuso, esce bene Garcia. D'Amico ancora contro Cancilla, duello davanti da tutta la sfida. Questa volta calcio di punizione in favore del Lecce. Palla in verticale, Incontrera, perfetta. Adesso occhio al contropiede, Chirillo è scappata, Chirillo punta alla rete di rigore, Chirillo rientra bene, Chirillo dentro per Di Salvo, Garcia con il piede, tiene a galla il Lecce, miracolo di Garcia. È mancato il killer instinct a Di Salvo. Adesso iniziano ad aumentare però le occasioni per il Palermo. Altro cross, Garcia a metà strada, la palla è ancora del Palermo. Cancilla in avanti, Lecce non riesce a liberare, poi c'è fuorigioco di rientro di Di Salvo. Garcia ci mette ancora una volta una pezza. Ingrosso a lottare ancora con Incontrera, viene fuori D'Amico, la conclusione di La Donna di esterno, palla che però non è potente. Adesso D'Amico recupera un'altra palla in uscita, poi Cancilla mette giù D'Amico, calcio di punizione. Cancilla si arrabbia molto con Reali,
aveva qui intuito l'intenzione di D'Amico, il direttore di gara, ha comunque fischiato il calcio di punizione. Adesso situazione potenzialmente pericolosa per il Lecce, tutta in area di rigore. Cross, deviazione di Biundo, la palla che rimane lì, ingrosso per D'Amico, ma c'era fuorigioco. Qui coraggiosa e brava Biundo ad uscire con i piedi. Cancilla. Bruno. Ancora nel traffico Bruno. Adesso si allaccia con Cabianca. Con la Bianca, pardon. No, Cabianca. Cambi in vista nel Palermo, fuori Cracchiolo con la maglia numero 13, autrice di una partita tutto sommato sufficiente, dentro al suo posto con la maglia numero 4 entra Leto. Adesso Dragoni, dopo un rimpallo favorevole, Dragoni, palla in area di rigore, chiusura così di Cool, che alla fine riesce a mettere via. Dragoni, palla dietro, palla avanti, Chirillo, palla alta. Riparte il Lecce, De Vito, palla sulla linea laterale, la donna prova a farla proseguire, alla fine Cancilla a mettere ordine. Falzone scava in avanti da Chirillo, Chirillo ancora contro la Bianca, poi alla meglio, grande lavoro, il sacrificio degli esterni, la Bianca e la donna stanno davvero facendo un grande lavoro in tutte e due le fasi. Fondamentale chiaramente per quel che riguarda questo modulo di gioco il lavoro delle ali. Adesso verticale per Di Salvo, che ha avuto chance preziosa nel secondo tempo, proprio a inizio ripresa l'ha fallita. Lecce che ci prova ancora, D'Amico avvia ancora, messa giù, gioco pericoloso, calcio di punizione, fallo di Viscuso. D'Amico davvero fattore in ogni zona del campo, sembra ce ne siano due. Grande sacrificio, tanta qualità, attaccamento, insomma, cosa chiedere di più?
calcio di punizione per il Lecce. Battere va proprio la bianca, palla tagliata. Biondo non benissimo. Alla fine mette fuori il Palermo. Verticale a cercare ancora la donna che non ne ha quasi più. Rimessa affidata a De Vito, che va a cercare Ingrosso. Adesso fase in cui le due squadre stanno un po' respirando dopo un inizio di ripresa ad alta velocità. Dragoni, palla giocata dall'altra parte dove il campo però finisce. Palermo che prova ancora con la pressione alta, Lecce che gioca in verticale dai suoi esterni, riesce a pulire un'ottima palla. D'Amico in verticale per la donna che si impegna al massimo per tenere questa palla viva. Cross in estirata, palla che finisce fuori. La donna che è davvero instancabile, si rialza e va a riguadagnare la sua posizione, ma non poteva fare di più. Seguita peraltro da Leto. Adesso Ingrosso lavora bene questo palla nel traffico, poi giocata in verticale, troppo lunga. Scaldano anche alcune ragazze nella panchina giallorossa. Vedremo se ci saranno sostituzioni. Il primo tocco è di La Bianca, dunque rimessa dal fondo Palermo. Falzone. Dragoni per Di Salvo che non trova lo stop. Leto. Dragoni cerca di pulire un altro possesso, adesso si va un po' da una parte e dall'altra. Cancilla prova a mettere ordine, il suo mancino però è impreciso questa volta. La donna con le mani verso Ingrosso, incontrerà con la testa, Cancilla. Tanto spazio, Dragoni. Va via Dragoni, calcio di punizione e cartellino giallo. Inevitabile questa volta. La munizione per Felline, se abbiamo visto bene, è stata lei. Commettere fallo, è così. Punto di battuta va Viscuso. Viscuso, palla
po' a metà strada, finisce fuori, è stato un tiro e un cross. Cambio in vista. Cambio. Dunque fuori nel Lecce Guido, autrice che lei di una partita più che sufficiente. Dentro al suo posto Mattia. Cambio anche nel Palermo dove esce Di Salvo e al suo posto entra Piro. Forze fresche dunque, da una parte e dall'altra. Viscuso, Chirillo, palla che arriva da Dragoni, in area di rigore, Dragoni ci prova, fuori gioco. Mattia verso il grosso, Cancilla, palla non controllata bene da Chirillo. De Vito in grosso, bene per D'Amico che è partita con un attimo di ritardo. Falzone mette fuori, rimessa Lecce. Ingrosso non riesce ad arrivare sulla palla, Falzone con la testa, la Bianca, prova un dribbling, alla fine D'Amico, a tu per tu non può arrivare, era stata servita non so quanto volontariamente da Bertè. Piro tocca il suo primo pallone. Viscuso in verticale, palla profonda per Bruno, si fa vedere Piro, Piro col tacco, cross, Dragoni, diagonale perfetta di De Vito, qui aveva girato bene palla il Palermo in maniera molto rapida, Dragoni già pregustava, più facile dei tap-in, alla palla non le è mai arrivata. Cross sul secondo palo, Cancilla col mancino, il Lecce mette fuori, adesso occhio al contropiede, Ingrosso deve difendere questa palla, non è semplice, alla fine la gioca da Mattia che è fresca, Cancilla contro di lei, Mattia in avanti, tocco di mano di Viscuso, calcio di punizione. Calcio di punizione Lecce dalla tre quarti. Punto di battuta ci va a Bertè. Poi la Bianca sembra voler andare lei. Alla fine è Indino a indicare chi deve battere.
Babertè sul secondo palo, chiude il Palermo, rimessa offensiva e ancora per il Lecce. Attenzione, chi sfuma e allora si ripartirà con la rimessa Palermo. Ricordiamo intanto che è disponibile l'app ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Play LND su Apple Store e Google Play per avere a disposizione risultati, classifiche, news e tutte le info e promozioni che riguardano il mondo della Lega Nazionale Dilettanti e anche ovviamente del calcio femminile che alla Lega Nazionale Dilettanti fa riferimento. Dragoni fa passare bene questa palla, Viscuso, cross da sinistra ma posizione di fuorigioco fischiata ancora ai danni del Palermo. Lancio lungo, D'Amico ancora con la sua solita classe a controllare. D'Amico si impegna ancora, va giù, non c'è nulla. Palermo che prova a ripartire con Bruno, cercare Piro lungolinea, fa correre Viscuso. Scuso passa, rimessa Palermo. Rimessa dal fondo, Palermo che non è riuscita ad accelerare i ritmi in questa sfida. Ha avuto un buon momento alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, poi la squadra rosanero progressivamente spenta e ora occhio a Lecce con la donna, da dentro per Ingrosso, Ingrosso chiusa sul più bello. Rimessa laterale per il Lecce. Tutto sommato risultato giusto fino a questo momento. Campo, come detto anche nel pre-gara, non semplice, quello del Lecce per il Palermo. Sicuramente dal punto di vista dell'espressione di gioco poteva fare qualcosa in più. Squadra rosanero, però è anche vero che Lecce ha giocato una grande gara, corso tantissimo, grande impegno, grande sacrificio. Il risultato che tutto sommato sembra corretto. Ancora cambi, stavolta le fila del Lecce, dove entra Aria Renna, posto di Ingrid Ingrosso.
minuti dunque anche per Renna, che come già raccontato ha deciso il derby col Bari, la categoria juniores, dando di fatto il titolo regionale a Lecce, traguardo importante e di prospettiva sicuramente il talento di Aria Renna. Occhio adesso a Chirillo, Chirillo col destro, palla fuori ancora Chirillo a rendersi pericolosa. Palermo che adesso sembra voler compiere un ultimo sforzo. Cancilla, un po' persa nel traffico della gara. De Vito con le mani. Palla giocata all'indietro. Garcia, stopper in via. Cancilla così così. Mattia prova a intervenire, la palla arriva da Viscuso. Viscuso dentro, occhio a Leto che però è al di là. Marta alla 10 Dani. Felline, D'Amico, ancora D'Amico contro Cancilla, calcio di punizione, fischiato ai suoi danni questo duello che va avanti da inizio sfida contro D'Amico. La bianca sul punto di battuta. Cross sul secondo palo, salta Falzone. Poi prova Bertè. No, imprecare equilibrio, non riesce a far meglio di così. Viscuso, buono il tocco di Piro a far correre l'altra Viscuso in campo, palla però che si perde fuori, era una bella idea questa di Piro, faticato sulle catene laterali Palermo, innescare gli 1 e 2 gli esterni bassi con quelli alti. Anche il cambio di sistema ha portato frutto, adesso torna tra le linee però Viscuso, Dragoni, cross sul secondo palo, palla che arriva adesso da Viscuso, altra chance potenziale per il Palermo, Viscuso in precario equilibrio, alzato questa conclusione, palla che è finita fuori.
Cancilla sull'esterno, adesso si scontrano due compagne, trattasi di Mattia e De Vito, tratta comunque con discreta energia Marta Mattia. Adesso c'è un altro cambio, fuori la bianca che va a prendersi gli applausi del suo pubblico, non potrebbe che essere così. Dentro Giorgia Carrapa, era in ballottaggio. Minuti finali anche per lei. Cancilla. Brava, brava. Palla che finisce sulla terra di nessuno. Play LND, risultati, classifiche, news, promozioni. La nuova app ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti vi aspetta su Apple Store e Google Play per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti e anche la Serie C femminile. La donna anticipata, poi De Vito alza un campanile, palla che finisce fuori dal campo. Squadre adesso molto stanche, anche il primo caldo che sicuramente non aiuta. Leto, la Dragoni che sbaglia lo stop e le danno notizia. Cancilla col mancino. Scuso, gioca ancora per Cancilla. Dragoni, occhio allo spazio sulla destra, ma stava rientrando Piro. Poi Viscuso si impegna in una corsa forsennata per tenere viva questa palla. Missione fallita. ...88 sul cronometro. 0-0 che non si schioda. Leto. Vico con un bel dribbling, poi verticale intercettata. Incontrera nel traffico, Viscuso. Ancora da Mico contro Viscuso. Calcio di punizione per il Palermo. Fallo commesso da Bertè su Incontrera. ...89... Spiccioli, poi sarà recupero. Piro, palla verso Dragoni, Chirillo prova col mancino, nulla di fatto. De Vito, chiuso da Dragoni, Viscuso, Viscuso ancora, allarga, limite dell'area, calcio di punizione in favore del Lecce. Palermo che è andato a finire puntualmente nell'imbuto del 4-4-2 stretto della squadra di Indino.
provato Pipitone a cambiare uomini e sistemi di gioco, senza sortire però risultati sperati. D'Amico con la testa, palla in avanti per Renna, ancora Renna a lottare, riesce a trovare una palla pulita. Siamo al 90esimo, deve essere già iniziato il tempo di recupero e adesso Scuso e De Vito hanno qualcosa da dirsi, non fanno certo amicizia. De Vito a battere, adesso gamba alta di Leto, non c'è nulla. Mattia anticipata, falzone bene a testa alta, poi Piro da Viscuso, Cancilla, va una imbucata, deviazione, calcio d'angolo Palermo, una delle ultime chance per i rosanero di portare via l'intera posta in palio da Lecce. Non c'è più tempo, Lecce 0, Palermo 0, un punto a testa per le due squadre. Noi vi ringraziamo per averci seguito, rimanete però sintonizzati perché tra poco andremo a sentire due delle protagoniste oggi in campo. A tra poco con le interviste.
con Giulia Felline del Lecce Women. Giulia, intanto complimenti, un pareggio importante contro un'avversaria di spessore. Oggi là dietro avete retto bene nonostante qualche momento naturalmente di difficoltà. Sì, è stata una bella partita, il Palermo è una grande squadra, noi abbiamo cercato di esprimere il nostro gioco e penso che sia stata appunto una bella partita da entrambe le squadre. Senti Giulia, quanto è importante giocare sempre con un pubblico che vi segue, vi sostiene, vi dà supporto. Sappiamo che non è mai scontato in questa categoria, in un panorama come quello che è in ascesa del calcio femminile. Ma è importantissimo avere un supporto di questo tipo. Oggi si sono fatti sentire e ci hanno dato una spinta in più, sono stati il 12° Ringraziamo campo, Giulia, insomma. complimenti e buon riposo. Grazie, grazie a voi. Con Sofia Viscuso del Palermo Woman. Ciao Sofia, intanto complimenti per la prestazione. Oggi non sono arrivati i 3 punti, cioè nonostante una gara giocata bene in alcuni tratti da voi. Ti chiedo cosa è mancato per arrivare ai 3 punti. Il controllo, lui sta in diretta. Aspetta, lo chiamo io. No, sta attivo, vedi? Vuoi dare la tua pista? Sì, ce l'ha già, no, non ce l'ho io l'occhio. Mantieni questo per cortesia che devo mettere. Può ripetere la domanda? Ok, l'ha preso. Però insomma alla fine la vittoria Ok. non è arrivata. Ti chiedo cosa è mancato un po' per arrivare alla vittoria, che sarebbe stato un risultato importante per voi. Ho messo il controllo. alla Sicuramente è mancata la lucidità sotto porta, perché comunque noi come squadra abbiamo sempre avuto questo gioco e a volte ci porta risultati, altre volte si sa che nel calcio vince chi segna e a noi è mancato proprio il gol. Però sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto e della mia squadra. Senti, ti chiedo se un po' questa partita non può essere il riassunto di quello che è stato il vostro campionato. Tante volte avete espresso un bel gioco, però appunto sotto porta siete un po' mancate. Ti chiedo cosa manca per avere quella cattiveria che poi vi può portare a fare un ulteriore salto di qualità. Sicuramente non posso dire che manca l'allenamento, perché in quello ci alleniamo tantissimo sui tiri, siamo sempre lì ad allenarli perché vediamo che manca. E a volte anche un po' di fortuna, anche questi fuorigioco, a volte il palo, altre volte la traversa, si sa, nel calcio anche un po' di fortuna ci vuole. Ringraziamo, facciamo i complimenti. Sofia Viscuso la lasciamo al meritato riposo. Ciao Sofia, grazie. Grazie a voi, ciao. E questo era l'ultimo contributo da Lecce. Io vi ringrazio per averci seguito. Da Giampaolo Pasqualino è tutto. Ricordiamo il risultato: Lecce Woman, Palermo Woman 0-0. Grazie a tutte e a tutti. Ciao e alla prossima.